Invitiamo le istituzioni a riconsiderare questa decisione intrisa di ideologia e a promuovere piuttosto politiche attive con adeguate risorse per soluzioni sostenibili che rispettino sia le tradizioni che l'ambiente. La reazione di Lega Ambiente per bocca del presidente veneto Luigi Lazzaro è immediata. Nel mirino l'emendamento Salva Panevin, targato Lega e passato alla Camera, che consente per legge l'organizzazione dei falò tradizionali, di fatto in deroga alle normative ambientali e quindi alle rilevazioni di polveri sottili nell'aria. Tradizioni importanti ma da salvaguardare in modo diverso, secondo gli ambientalisti, pensando a soluzioni alternative e sostenibili. Polemica sterile per il deputato trevigiano del Carroccio Gianangelo Boff, tra i firmatari dell'emendamento. Non è l'evento, la rivocazione dell'evento tradizionale che avviene da noi il 5 di gennaio che accentua o crea il problema, diciamo. Il problema è ben altro. Qui si tratta di rievocazione di quella che è una tradizione centenaria, per non dire millenaria, sui nostri territori, che è giusto che continui. La legge, con l'emendamento della Lega, è passata in prima battuta alla Camera e sta per compiere lo stesso percorso al Senato. Non significa, precisa Boff, il via libera al Panevin selvaggio, ma cambia un concetto cruciale. E si inverte il principio, mentre oggi, prima di questa legge, erano vietate e quindi bisognava fare le ordinanze per riuscire a farle, adesso sono di fatto, saranno previste per legge e quindi potranno poi esserci dei motivi contingenti nel caso di posizioni particolari o dove potranno esserci pericolo di incendi, per siccità eccetera, dove potranno essere messe magari delle ordinanze per altri motivi, per magari non farli, però dovranno esserci delle ordinanze motivate. Non basta però assedare la polemica di Lega Ambiente, che sottolinea una contraddizione evidente, ricordando come l'accordo di bacino padano tra le regioni del nord Italia avvolte dallo smog, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, e che vede anche il governo coinvolto, include tra i divieti per ridurre l'impatto nei periodi di alta concentrazione di inquinanti anche lo stop ai roghi all'aperto. Intanto, mentre le pro loco esultano, tra i cittadini l'umore è decisamente variabile. Salvare la tradizione, farne di meno, ma salvare la tradizione. Penso che siano importanti le tradizioni, ma penso che sia importante anche il saper vivere, perché sono di questi giorni le notizie preoccupanti non solo del Veneto, ma anche della Lombardia e tutto il nord. Si potrebbe appunto rinviarle quando possibile, comunque rispettare le tradizioni. Le tradizioni sono importanti, ma non quanto il nostro ambiente. Con le tradizioni si va pure a rotoli, è ora di metterle da parte se sono nocive.